Mister Mauro Zironelli, vittoria convincente 3-0 sul campo dell'Avis in una gara di fatto che è sempre stata mantenuta dal Cernis Muzzana in pugno. Sì, siamo partiti bene, era quello che avevamo detto in settimana e abbiamo reagito bene in qualsiasi momento, è quello che cercavamo, insomma, siamo stati intensi e sono venuti fuori anche dei bei gol, hanno fatto anche delle ottime parate il loro portiere, quindi complimenti a tutti perché, ok, l'Avis è comunque una squadra viva anche sull'ultima classifica, non è mai niente di scontato, abbiamo visto anche 15 giorni fa che avevano vinto contro il Bassano, quindi hanno fatto una grande partita anche loro con massimo impegno e noi abbiamo sfruttato bene le occasioni che abbiamo avuto. Mister, nel secondo tempo nel finale sono rientrati Nicoloso e Dominici, lungo De Genti, entrambi hanno sfiorato addirittura il gol, se lo sarebbero meritato per il periodo non felice di questo girone di andata. Sì, dai, purtroppo hanno avuto gli infortuni che finalmente hanno recuperato e siamo tutti contenti e ho trovato giusto dare spazio, anche d'accordo con gli altri della panchina, per un tacito così accordo e era giusto dargli dei minuti perché si sono sempre impegnati e purtroppo sono stati sfortunati, però adesso riprendiamo finalmente con quasi tutto l'organico a disposizione, che è la cosa più importante per un allenatore. Si va alla sosta, mister, con 5 risultati utili consecutivi solo in campionato, il bilancio del girone d'andata è positivo in crescendo. Sì, siamo consapevoli che abbiamo lasciato sul terreno la prima parte molti punti con colpe nostre, però ne siamo consapevoli, è quello che non dobbiamo sbagliare a ritorno.